Allora, siamo tornati in diretta. Filippo, tu ci sei, sì? Sono qua, sono a tua completa disposizione, come al solito, diciamo. Va. No, ma mi pare che come prodotto complessivo, credo... Guarda, Tilo, ci sta seguendo tutta la Calabria, questo te lo posso dire io. questa è una... ci riempie di orgoglio, lo sforzo che stiamo facendo è notevole. Ma Allora, abbiamo notizie, scusa Matti, sul sindaco di Riace, per esempio. Questo per esempio, ne vogliamo parlare, scusa. Perché il voto europeo ci ha consegnato un dato assolutamente allucinante, cioè la Lega primo partito. Il voto amministrativo vorrei capire bene se ha seguito questo trend oppure no. Sì. Francesco, dacci il nome. Sì, lo sappiamo assolutamente sì, Filippo. Ti posso confermare che è stato eletto sindaco Antonio Trifoli, che era il candidato della Lega a Riace. Perfetto, che era il candidato, diciamo, contro Lucano. Assolutamente sì, quindi sarà una brutta serata per Mimmo Lucano, purtroppo. Immaginiamo. No, Scusa Francia, invece è una domanda personale, a parenti l'abbiamo dai, però non fare, cioè, l'uso del... dai, ti prego. Adesso provvediamo. Vabbè, scusa, ma davamo anche una notizia, scusa. Sì. Adesso provvediamo. No, io a questo punto esaltato il modello Riace. Ma credo di sì, guarda, modello di Riace così, come dire, attenzionato dai media nazionali, così osannato in questi ultimi mesi, evidentemente chi vive la realtà di Riace non l'ha ritenuto, come dire, rispettoso di quelle che erano, come dire, che era la loro idea, il loro modo di vedere e di pensare le cose. Riace fa il paio con Lampedusa, perché anche a Lampedusa la Lega vince. Che cosa sta a San Ferdinando, Francesco? Come? Abbiamo notizie di San Ferdinando? No, ancora no. Che cosa sta succedendo in questo paese? Ma sta succedendo che secondo me c'è un'ondata che copre tutto, perché il voto di Riace di ieri sera alle europee e oggi quello che ci diceva Francesco poco fa dell'elezione a sindaco sono notizie che, per quanto riguarda la mia percezione, che anche qua è una percezione che però è dall'esterno e non è dall'interno, ribalta tutte le previsioni, e quindi è evidente che c'è qualcosa che non... c'è qualcosa che va oltre i social. Non è d'accordo Francesco Aiello, che mentre tu parlavi, insomma... Diciamo che se noi guardiamo in prospettiva le ultime 4-5 tornate elettorali, ma indipendentemente se sono amministrative, politiche, europee, c'è sempre qualche accadimento che non riusciamo a spiegarci nella sua dimensione, no? Il fenomeno Renzi, il fenomeno del Movimento 5 Stelle, oggi il movimento, diciamo, tutta la mobilitazione legata alla Lega. E se la guardi un po', come dire, dall'alto e fotografi un po' questi andamenti, sembra che l'analisi economica e l'analisi politica non riesca ad intercettare un po' quelli che sono questi picchi di consenso, no? Ed è molto variabile, perché non c'è stabilità del consenso, no? Come se tu guardi negli ultimi 10 anni ci sono stati degli stravolgimenti che sono assolutamente molto rilevanti. Il dato di fatto però che rimane è che alcune condizioni strutturali di questo Paese permangono indipendentemente dai picchi del consenso elettorale. Facciamo riferimento alla battuta su modello Riace e modello Lampedusa. Beh, il dato che non riusciamo a fermare e che non riusciamo assolutamente a controllare, perché è un dato, come dire, fisiologico, è che oggi rispetto a 20, 30 anni, 40 anni fa c'è molta più mobilità delle risorse umane, c'è molta più gente che si muove, e dall'Africa si muoveranno sempre più persone in cerca di prospettive occupazionali per cambiare il loro tenore di vita. Quindi non è tanto, attenzione, il consenso che potrà fermare questa massa ineffrenabile di movimenti di persone, perché il mondo oggi è molto più complicato e complesso rispetto
ai vincoli che potrebbe essere, come dire, potrebbero essere posti da un paese. Ma questo, attenzione, non significa che non possiamo fare nulla. Francamente La cosa che manca, ovviamente, è che bisogna procedere ad una rivisitazione assolutamente molto ampia di quelli che sono, da un lato, i modelli di accoglienza, ma soprattutto quelli di integrazione. Attenzione, tenendo conto del fatto che noi abbiamo un problema grosso come paese, soprattutto come Mezzogiorno, che è quello di garantire occupazione stabile e duratura alle persone che vivono in questa regione, in questa parte del paese, e senza radicali trasformazioni dei vincoli strutturali interni al paese, che sono una bassa qualità delle infrastrutture, una bassa qualità dell'efficienza amministrativa, un elevato livello della corruzione, un peso elevato del settore pubblico improduttivo, questo paese, questa regione, questo Mezzogiorno non riuscirà assolutamente a intercettare quelle che sono le dinamiche internazionali sui mercati mondiali delle economie che conta. Rimarremo sempre in un equilibrio che purtroppo devo definire di permanente sottosviluppo. Se non si interviene su quelli che sono i vincoli strutturali, indipendentemente dalle tornate elettorali, questo paese, questo Mezzogiorno e soprattutto la Calabria, guarderemo quello che succede altrove, noi saremo sempre indietro. Va bene. Io ho capito il tuo ragionamento, ma io volevo dire semplicemente una cosa che riguarda poi la narrazione di questi fenomeni, Riace o Lampedusa che siano. Cioè, era stata data una narrazione che poi alla luce dei fatti si è dimostrata, come dire, non consona a quelli che sono gli orientamenti degli elettori. Quello è il punto che a me è questo. Deli Fabiano. Buonasera Filippo. Buonasera a te, Deli. Allora, io credo che la prima osservazione che dobbiamo fare è che la società ha trovato una nuova forma di rispazializzazione. Mi spiego meglio. Rispazionalizzazione vuol dire che noi una distribuzione degli spazi nuovi ci stiamo muovendo su flussi, su network, i flussi degli immigrati, i flussi dei lavoratori stagionali, i flussi dei professionisti. Quindi il mondo ha cambiato sistema da questo punto di vista. Allora il problema è cosa vuol dire fare accoglienza e integrare oggi? E questa è la domanda che bisogna farsi. Probabilmente il modello proposto da Lucano era un modello, piuttosto che di integrazione, di sostituzione. Dico probabilmente perché il risultato elettorale questo ha fatto leggere. Ed ancora, io mi chiedo, se questi partiti tipo Lega stravincono, se il PD perde punti, se il centro sta scomparendo, se una massa la classe media è completamente non vede più punti di riferimento, forse dovremmo interrogarci, forse dovrebbero fare un'analisi i partiti che stanno perdendo posizione, ma un'analisi critica seria, non semplicemente raggirare gli ostacoli e riproporsi in forme differenti per raggiungere un obiettivo di posizioni da difendere. Io credo che il mondo sta cambiando e i partiti devono riprendere atto di una situazione completamente diversa, cambiata, che ha obiettivi diversi, che ha metodologie diverse, che ha una sintassi diversa, che ha una semantica diversa. Noi non possiamo non renderci conto che c'è bisogno di un modello europeo diverso, che c'è bisogno di un'integrazione diversa. E io lo dico con molta serietà, credo che bisogna assolutamente riguardare tutto quello che noi abbiamo fatto in termini di integrazione alla luce di discorsi seri e veri, non di discorsi legati, consentitemelo pure, spesso ad opportunismi dovuti a categorie, a corporazioni, ad organizzazioni che in qualche modo hanno cavalcato l'onda dell'immigrazione. L'immigrazione è una cosa importante, è una cosa che va ragionata. La configurazione del mondo è cambiata. Oggi il contadino africano e il pescatore indiano riceve contemporaneamente le stesse informazioni. Noi non possiamo pensare di riproporre i partiti, gli schemi, i modelli,
nello stesso modo. Non possiamo proporre di levare... Il cittadino è sempre più solo, non abbiamo punti di riferimento. Lo Stato ha levato tutti quelli che sono, in termini di giustizia sociale, salute, scuola, tutti quelli che erano i diritti dell'uomo, e non è che li ha sostituiti con altro. Il cittadino è solo, non ha punti di riferimento. Allora mi chiedo, non è forse il caso, è forse ora di fare un discorso critico, serio intorno a questi problemi e anche intorno alla globalizzazione? Chiedersi veramente cosa vuol dire oggi dare risposte da questo punto di vista, chiedersi veramente il ruolo politico, prima che positivo, che la Calabria può giocare all'interno di questi meccanismi. È un dovere che abbiamo e questo dovere ce l'hanno i partiti grossi. Io sto cercando con un partito nato da pochi mesi e che devo dire con grande soddisfazione, ho avuto veramente tanta soddisfazione. In un mese di campagna elettorale siamo riusciti a riproporle ed alcune cose incredibili. Lì dove abbiamo lavorato veramente, che abbiamo avuto più tempo di essere presenti, addirittura c'è stato un posto dove siamo risultati il primo partito. Questo significa che la gente ha bisogno di un centro nuovo, ha bisogno di essere intercettata in maniera nuova e Forza Italia questo non lo ha capito. Forza Italia sta perdendo un elettorato perché si nasconde ancora nelle logiche passate di un tempo andato. Io credo che i giovani hanno bisogno di risposte e i giovani hanno capito che i modelli sono cambiati, che la società è cambiata e che dobbiamo confrontarci con uno stile di vita nuovo, altrimenti le campagne elettorali non finiranno mai di sorprenderci e perderemo di vista quelli che sono i veri contenuti, la vera intellettualità, consentitemelo. Io sento da questo punto di vista mi mancano i valori a cui ho creduto e in cui quando si è fondata l'Europa, a cui ho guardato con grande speranza. Bene. Noi dobbiamo recuperare, compiere questa Europa, farla diventare compiuta da questo punto di vista e recuperare tutto quello che manca al riguardo. Bene, bene, bene. Torniamo un attimo ai numeri, vedo Rosalba però prima. Hai qualcosa? Siamo a 6.500 e le percentuali non sono assolutamente variate. Primo posto Marcello Manna con il 33,17%, il secondo posto dell'onorevole Principe con il 26,43% e poi Talarico col 20% secco. Bene, Rosalba, ti vedo in bassa frequenza, a te la linea. Sì, direttore, siamo davanti al comune di Rende, siamo con Eleonora Cafiero, lei rappresenta il movimento Noi. Ti devo raccontare che insomma a sorpresa, perché è stata una scoperta tutta mia in questo viaggio nella Rende dei candidati, e sono tante, che il movimento Noi in realtà non ha una sede, quindi ci siamo un po' rincorsi cercando un punto di incontro. Loro dicono intanto per noi è stata una scelta. Sì, assolutamente sì. Intanto un ringraziamento per l'invito a questa intervista e in un giorno particolare che è proprio quello dello sfoglio elettorale, quindi è abbastanza emozionante ritrovarsi qui nella propria Rende a candidato sindaco, non più insomma da semplice cittadino. Abbiamo scelto volutamente la non sede perché che cosa di più bello c'è ritrovarsi comunque nella natura, no? In quello che è la nostra natura, oppure parlare con i cittadini incontrandoli proprio per strada, in una passeggiata. Ovviamente noi abbiamo lavorato moltissimo online perché crediamo nella campagna ecosostenibile, quindi non abbiamo fatto manifesti, non abbiamo fatto locandine, abbiamo visto insomma alcuni candidati che sono andati al di là di quello che la legge consentiva, quindi il regolamento della prefettura e del Ministero dell'Interno consentiva, quindi siamo contenti di questa scelta perché noi alla fine abbiamo fatto delle semplici pettorine che si richiudono e delle bandiere meravigliose con questi colori bellissimi che sventolavano per richiamare il nostro simbolo, il noi, quindi proprio affacciarci sul noi e non più sull'io, ma si raccolgono anche quelle, quindi non inquinano sicuramente l'ambiente in cui viviamo. Insomma, queste saranno poi le indicazioni evidentemente per le campagne elettorali del futuro, perché si va sempre di più verso questa direzione, soprattutto verso le piattaforme online. Passiamo ai risultati. Al momento, da questi primissimi dati, sembra insomma profilarsi un ballottaggio.
Assolutamente sì, i risultati al momento, ribadiamo, sono palesi, Manna e Principe dovrebbero andare al ballottaggio, così come stanno i risultati in questo momento. Ci sono tante sezioni che non sono ancora chiuse. Per quanto riguarda noi, noi ringrazieremo uno per uno i cittadini che ci hanno rivolto il proprio consenso. Ne abbiamo incontrati tanti nei nostri viaggi, nelle nostre passeggiate, che ci hanno detto peccato non avervi conosciuto prima, ma io sono sicura che i cittadini hanno bisogno di più tempo per abituarsi a quelle che sono le proposte per un reale cambiamento sul proprio territorio. Noi abbiamo portato un programma fatto di proposte concrete e realizzabili e mi auguro che queste proposte, questi progetti vengano man mano, diciamo, assorbite dai cittadini e compresi. Ovviamente questo, al di là di come andranno i risultati, non significa che noi non siamo sul rende. Noi continueremo a stare sul rende, perché il risultato più grande, che ho detto anche all'inizio, è proprio quello di essere riusciti a creare una bellissima comunità, una grande comunità politica per quanto ci riguarda sul territorio di Rende. Poi voi avete questo interfacciarci con la Lega che insomma vi dà in avanti. Beh, quella è un'altra emozione, perché se appena ho visto i primi risultati ci chiamavano tutti: sei avanti al candidato della Lega. Beh, la Lega è un partito di governo, cari amici, quindi ritrovarsi anche un tantinello sopra il partito di governo, noi che siamo giovani in realtà e che per la prima volta scendiamo ufficialmente in politica, diciamo in una competizione, è un grande risultato per noi. Ovviamente, lo ribadisco e me lo permetterete, noi la politica la facciamo ogni giorno, quotidianamente, forse come voi, no? Ci impegniamo in quello che è la cultura, la progettazione, il sociale, in tutto quello che riguarda il nostro territorio e soprattutto i cittadini che lo vivono questo territorio. Per il Movimento Noi si è trattato di una sperimentazione, di un'esperienza che finisce, oppure è invece il punto di inizio per le prossime campagne elettorali? È l'inizio, hai detto bene, è solo l'inizio, perché noi in realtà stavamo già lavorando da 1 anno e mezzo sul territorio di Cosenza, poi man mano ovviamente il movimento è cresciuto, quindi la comunità di Rende è cresciuta e abbiamo preso questa decisione. Assolutamente proseguiremo, questo è l'inizio, lo ribadisco, quindi intanto le comunità che si formano sui vari territori. È solo l'inizio per il Movimento Noi e ne siamo veramente felici, perché sta crescendo moltissimo. Bene, grazie, Rosalba. Direttore, se non hai domande da studio ti restituisco la linea. Rosalba, ti sto chiamando in continuazione, cortesemente mettetevi l'auricolare, perché sennò non riusciamo a sentirci. Senti, vorrei che tu provassi ad entrare... Non arrivava la voce, a volte abbiamo questi problemi con lo zainetto. Senti Rosalba, gradirei che tu provassi ad entrare nella segreteria di Sandro Principe, ci provi? Allora sì, però ti dico già che ancora lui non è arrivato in segreteria. Provaci, entra nella segreteria. Perché siamo in fammi contatto, vedere... certo, ci andiamo sicuramente. Grazie, fammi vedere così come splendidamente come stai facendo, così come nel frattempo chiedo alla regia se possono preparare il collegamento. No, vedo in bassa frequenza Vibbo. Filippo, Vibbo ti interessa come risultato elettorale, vero? Vibbo ne ho parlato. Grazie. Come? Vibbo, non ho sentito Filippo, mi hanno mandato in contemporanea l'audio dei saluti di Rosalba più l'audio di Filippo. Filippo, mi senti? Non l'abbiamo più, abbiamo perso. Vedo nel frattempo che recuperate la telefonata, vedo Maurizio Bonanno. Maurizio? Sì, arriva adesso Maurizio, arriva Maurizio, anche lui è senza auricolare, quindi sarà difficile che ci possa sentire. Gianluca, tu hai qualche altra novità? No, sono fermi lì? Sì, siamo fermi lì. Allora, tu hai Montalto, Francesco? Sì, i dati ultimi che ci arrivano da Montalto sono per Caracciolo al 49,36%, che supera Gravina invece al 31,3%, quindi potrebbe esserci anche, chissà, alla fine di questa serata un passaggio al primo turno per il sindaco uscente Pietro Caracciolo, quindi staremo a vedere. Poi altre cose che abbiamo, possiamo vedere un'altra schermata di demoscopica. Attilio, se vuoi, un'altra pillola elettorale che riguarda naturalmente le elezioni europee, c'è un confronto e questa volta sono prese di mira i dati, i numeri che riguardano chi sale. Ecco qua, la Lega
più 21,9%, più 160.000 voti, Giorgia Meloni più 6,6%, 48.000 voti, e il Movimento 5 Stelle ci dice più 5,2%, ma sono solo 34.000 voti, quindi come abbiamo visto la cosa non ha avuto molto effetto tutto sommato. Quindi altre situazioni, abbiamo Gaccione rieletto a Lappano, ecco, man mano arrivano diversi comuni, quindi qui man mano che arrivano ve li diamo naturalmente al volo. Bene, prima della pubblicità devo salutare Francesco Aiello che va via, ci ha raggiunto in studio il consigliere regionale Orlandino Greco che adesso entrerà nello studio, quindi Francesco, grazie per essere stato con noi, come al solito preciso e puntuale. C'è Filippo che ti sente, non so se ci sente Filippo o no. Ci sente Filippo, ci senti? Niente, scollegato. Vabbè. Non vedo l'ora di vedere Filippo in una trasmissione dal vivo, così ci confrontiamo su quelli che possono essere i nuovi scenari da qui a qualche mese per le elezioni regionali, perché lì ancora è tutto fluido, diciamo. Ecco. Bene, quanti sono i voti che ha preso al momento il Movimento Noi? 75. 75, bene. Però mi piace questa, no? È bellissimo. Questa determinazione, questa volontà, questa voglia. No, ma secondo me quando si fa una campagna elettorale ovviamente bisogna metterci questo entusiasmo. Quindi i voti non rispecchiano sicuramente l'impegno che hanno profuso in questa campagna. Ma almeno tu lo vivi con ansia questo momento o no? Ma io sono, diciamo che facendo parte dello schieramento del sindaco Manna, avete visto com'è sereno lui, quindi io devo essere 2 volte sereno, quindi non posso assolutamente essere ansioso per il risultato elettorale, perché sono già pronto ovviamente, se viene confermato il dato, a riscendere domani per la nuova campagna elettorale per sostenere il sindaco Manna. Bene, bene. È ovvio questo. Maurizio, ce la fai in 3 minuti sì, così poi mandiamo la pubblicità? Anche 2, perché vi do solo numeri ufficiali questa volta. Come ricorderete, ancora dati che riguardano il Comune di Vibo Valentia non ce ne sono per aggiungere, se non quelle previsioni che abbiamo fatto, ma abbiamo i dati relativi anche ai comuni della provincia di Vibo Valentia che sono andati al voto. Erano 12 comuni, siamo a 6, siamo al 50%, e vi do subito i nomi dei sindaci. Quello di Trapi, Alessandro Porcelli, l'avevamo detto, poi il sindaco di Pizzoni, Vincenzo Caruso, col 57,72% batte l'uscente Tiziana Denardo. A Simbario, Ovidio Romano 62,72 batte Raffaele Versace 33,28. Sindaco di Sorianello si riconferma in maniera plebiscitaria Sergio Cannatelli con il 89,69. Sindaco di Mangiana, anche qui un plebiscito per Francesco Angilletta, 88,97%, pensate un po'. E poi il sindaco di Zungri, è una conferma pure questa, Francesco Galati col 54,95%, supera l'ex sindaco però di Zungri, Tino Mazzitelli, che si ferma al 45,05%. Dunque 6 dei 12 nuovi sindaci o confermati sindaci della provincia di Vibo Valentia sono questi, siamo i primi a darli. Continuiamo ovviamente a seguire le vicende del sindaco della Comune di Vibo Valentia e ci aggiorniamo appena abbiamo dei dati certo. Come hai fatto ad averli per primo? Come hai fatto? Noi siamo piccole cose, caro direttore, però cerchiamo sempre di fare il meglio che si può. Va bene, ci sentiamo dopo Maurizio. Filippo, ci sei? Sei tornato? Filippo, non ci sei? Io non lo sento. Se non mi date il ritorno in studio diventa difficile sentirlo. Sì, e veramente mi avevate ignominiosamente tagliato, cioè facendo cadere l'audience della televisione. Senti Filippo, se dovessimo davvero calcolare l'audience dai messaggi... Guardate, a me mi si è scaricato il telefono, cioè che arrivano su WhatsApp, devo dirlo, dai WhatsApp e messaggi. E dai messaggini che mi arrivano con suggerimenti, mi danno notizie dai vari comuni. Però non abbiamo questo sindaco di Parenti ancora. Non l'abbiamo, questo no, non l'abbiamo. Però voglio dire, questo flusso è bellissimo, questo rapporto, questa empatia che si è creata con i nostri telespettatori. Assolutamente sì. È meraviglioso. Io su Riace chiunque... me la fai dire una cosa per tornare al tema che ha trattato. Ma devo mandare prima la pubblicità però. Delli Fabiano. Devo mandare prima la Filippo, devo mandare prima la pubblicità però. Vabbè, se no mi linciano. La pubblicità, a tra poco.